Il vitalizio dell'ex consigliere regionale veneto, ottenibile anche dopo un solo anno di presenza in consiglio, va dai 1.500 ai 4.700 euro lordi al mese. I 60 che hanno fatto ricorso al TAR rivendicano il diritto acquisito e contestano il metodo con cui è stata elaborata la legge del 2014, che ne prevede la riduzione dal 5 al 15% per 3 anni come contributo al calo dei costi della politica. Potevamo essere convocati, hanno il nostro nome e cognome, potevamo anche concordare di sottoscrivere liberamente una riduzione del vitalizio. Non è stato fatto perché non interessava assolutamente. Ecco. Per Frigo, uno dei ricorrenti, non è con una legge locale che si risolve il problema, ma con la riforma della Costituzione, che prevede un tetto alle indennità, con conseguente diminuzione dei vitalizi. Abbiamo messo anche in votazione degli emendamenti importanti alla riforma costituzionale e purtroppo gli altri nostri anche colleghi di maggioranza, così come alcune opposizioni, incredibilmente a mio avviso non ce li hanno votati. Questi sono atti tesi solo a guadagnare qualche voto, a dare riscontro alla rabbia della gente, ma non portano nessun risultato e rischiano solo di ulteriormente disprezzare la classe politica. L'opinione pubblica non capisce e trova anacronistico, per non dire spregevole, il ricorso al TAR dei 60 ex consiglieri, patrocinati dall'avvocato bellunese Maurizio Paniz. Non è l'opinione pubblica che deve decidere se una cosa è giusta o non è giusta, ma ci sono appositamente i giudici con la loro esperienza, con il loro impegno, con la loro dedizione e io rispetto del loro lavoro, per cui a loro mi affido. Preferisco non commentare. È una questione etica, prima ancora che politica, è una questione di responsabilità nei confronti dei cittadini. Morosin 5 anni fa ha rinunciato del tutto al vitalizio da ex consigliere. Io voglio vivere del mio lavoro, faccio l'avvocato, mi alzo alle 7 del mattino per andare in ufficio, certo che 2.000 euro netti al mese circa mi sarebbero stati comodi. Una legge che invece cavalca il populismo, insiste il padovano Franco Frigo. Noi riteniamo che si debba dire di no a questa deriva populista che tende a disprezzare chi ha dedicato parte della sua vita al bene comune.